cominciare e due cose tecniche. Allora, ovviamente per vedere un materiale qui serve più di un'ora, perché questa è un'ora scarsa, 35 minuti diciamo, 30, ok? Ho preparato sicuramente troppo materiale, quindi non riusciremo a vedere tutto quanto. Parlo in italiano semplicemente per agevolare Marcella nella comprensione, perché lei è a livello 0 friulano, anche se tra un po' avrà la cittadinanza onoraria così. Ok, quindi questa è solo una cosa vagamente introduttiva, non so se riuscirò a far vedere dove voglio andare a parare, ma speriamo di sì. Prima di cominciare volevo dire questo, mentre per lingue come lo spagnolo o altre lingue comunitarie utilizzare la metodologia CLIL è relativamente abbastanza, una cosa abbastanza comune, tra virgolette, per le lingue minoritarie come il friulano magari no, se possiamo chiudere la porta sono più felice e vi sia reso attuato questo tempo. E non voglio qui dire quali sono i motivi eccetera eccetera, però mi piaceva ricordare due citazioni prima di cominciare. Due citazioni prima di cominciare, che sono, una è questa che vedete, c'è qualcuno di voi che la può leggere? Non siate timidi. Vanessa, non hai gli occhiali? La leggo io allora, dai. I benefici del bilinguismo si hanno in tutti i bilingui, indipendentemente da quali lingue parlino. Non esistono quindi lingue inutili e risulta evidente quanto sia vantaggioso l'apprendimento delle lingue minoritarie. Questa cosa non la dico io, che sono l'ultimo della fila, ma la dice una signora che si chiama Antonella Sorace e lì forse riuscite a vedere cosa fa di mestiere. Ok? Quindi, tutto sommato, avere a disposizione una lingua minoritaria forse è una ricchezza che noi stiamo decisamente sottovalutando. È possibile. D'altra parte, le lingue minoritarie sono usate nel sistema scolastico in buona parte dell'Europa, dove ci sono grandi lingue. Vado rapidissimo. Questo che vedete invece è, sapete che questo seminario è tenuto in occasione della giornata della lingua madre che cade il 21 febbraio. Ogni anno il direttore generale dell'UNESCO, che è questa signora, non c'era prima, scusate, è questa signora qua, ok, pubblica un messaggio sul tema della giornata. Il messaggio del 2014 era piuttosto lungo, ma ne ho preso un piccolo estratto, che è questo, quindi è andato benissimo. Molto meglio del sottoscritto sicuramente. Parla dell'utilizzare lingue minoritarie, o lingue piccole comunque, per la comunicazione scientifica. Vedete che le lingue locali, quindi il friulano nel nostro caso, sono utili, perfettamente utilizzabili per trasmettere concetti scientifici o tecnologici, eccetera, eccetera, e sotto dice oggi la normalità è non essere monolingui, ma essere plurilingui e molto spesso le lingue che sono parlate sono tre, una local language, in questo caso, che nel nostro caso evidentemente è la lingua nativa, friulano nel caso specifico, un'altra è una lingua di più ampia comunicazione, l'italiano nel nostro caso presumo, e la terza è una lingua di grande comunicazione, presumo l'inglese, cose del genere. Okay? Questo solo per dare un rapidissimo inquadramento della situazione. Allora, adesso cominciamo con il lavoro serio, come siamo qui tempi. Lavoro serio, diciamo. Poi adesso cambierò lingua tra un attimo. Ecco. Allora. No, scusate, un'altra cosa tecnica, molto rapida, vi ho detto che i tempi sono stretti, quindi riuscirete a vedere pochino. D'altra parte questa è un'attività di tipo sensibilizzazione. Questo che vedete è il quadro linguistico della classe, di questa classe. Ok? Vedete che questa è la zona che corrisponde al friulano. Oggi non ci sono tutti gli studenti, quindi il quadro linguistico di questa composizione della classe sarà diverso, magari giornata vi chiedo una cosa molto rapidamente. Vedete che a inizio anno c'era il 13% che dichiarava un livello 0 di comprensione del friulano, cioè una lingua straniera, per me lo spagnolo, per dare l'idea, presumo, o cose di questo genere. E ovviamente lavorare con una situazione in cui la gente studia quella lingua
spagnolo, oppure una classe in cui il friulano, come dire, è una lingua presente nel territorio ma non studiata, sono due cose abbastanza diverse e la metodologia va utilizzata in modo probabilmente abbastanza diverso. Nonostante questo vi faccio notare che per l'appunto se il 13% dichiara un livello 0 significa che l'87% dichiara un qualche livello di comprensione della lingua, quindi non è una lingua straniera assolutamente. E aggiungo l'ultimo sondaggio linguistico condotto in Friuli dice che nella provincia di Udine il 96% della popolazione comprende la lingua friulana. Quindi se, diciamo, capire la lingua friulana potrebbe essere una cosa utile, visto che il 96% della popolazione capisce questa lingua. Bene, detto tutto questo, cominciamo con le cose invece legate alla disciplina e quindi adesso cambio lingua, che è sempre una cosa un po' difficile da fare. 1, 2, 3, poi no, ma allora, se qualcuno non lo capisce, salk, allarga la mano, facendo traduzione, ok? Quindi domandai, mi raccomandi. Ok? Allora, voglio parlare di un errore un po' particolare, che è una struttura matematica che viene chiamata group, parliamo gruppo, per inglese group, okay. Che a noi piace fare con significato che si dà normalmente alla parola group. Ho avere di queste strutture algebriche perché che noi abbiamo appena trattato di unità immaginarie I. Do you remember? Ok, unità immaginarie, no? E abbiamo dedotto una roba di questo genere. I elevato alla 1, troppo facile? I. Questo è giusto. Ok. I elevato alla 2, troppo facile? Sì, che fa furlan si dice mancur 1. Ok, questa è proprio la definizione di unità immaginaria per cui indichiamo le matematiche, ok? Non vi ho detto, mi dispiace, non vi ho detto. I piace al fas molto controllo entro per fas al fas I seconde par I, ma I seconde al fas manco 1 e quindi attenzione che il compito alle donne manco I, ok, sì, lo manco si vede. I ai quarte al fas I ai seconde, ma I ai seconde manco l'on par manco l'on, quindi al fas 1 che chiave tu alle proprie come I alla 0 al fas 1, questo è lo che già io devo, e lo sapete che I alla quinta c'è fase al I alla sesta manco l'on, I alla piace manco l'on. Quindi vuol dire che gli potenci delle unità immaginarie hanno una struttura ciclica. C'è succede in questo, no? Io darei il parcè, forse, e per più o vengono cominciare un po' di lontano. Ok? Allora, qui io vengo nelle piccole letture e us domandi di lei une rie però, indipendentemente di ciò che vuoi, se sapete lei per furlan provare. Giusto per provare, ok? Qui voglio cominciare. Vanessa che è super esperta e non ha chiaro. La prima idea è fino al punto. Lo sa? In matematica si chiama gruppo una struttura algebriche che è costituita di un insieme di elementi e di un'operazione. Stop! Chiaro? Questa operazione è a GS binarie, venastai e a IV dai argomenti. Doi argomenti. Doi argomenti. Venastai vuol dire cioè. That is, if you want. Ok? In cui le operazioni ha di soddisfare cui altri proprietà sono nel caso, che sono chiamate proprietà di strutture, di associatività, di identità e di invertibilità. Invertibilità, ok. Ho fatto una piccola osservazione sulla parole tutto clar fin qui, tutto avete capito, ok? Alles klar. Una piccola osservazione tra
proprietà sta parlando venta da normalmente, di fatto una parole inventate, neologismi, una parole nuove, costruite da queste, perché usa qui, e che si rifà a stampare a spagnolo, perché un'altra proprietà notis in fondo, vedete un'altra proposta per queste parole, per la di chiusura, dopo vedere cosa significa, un'altra proposta per queste parole è sares si radure, perché per furlan chiudere si dice siarà, chiuso si dice siarà, ok? Che deriva direttamente dal latino, ma fa contento Roberto. Dice verbo latino Roberto? Laudere, ma a me mi sembra che però viene dal latino, però cambiato dall'inglese. Sì, probabile, ma la roba interessante è che in spagnolo ha due parole tecniche in matematica, perché queste robe, una è, scusate la pronuncia indecente, serrado, serradura o del genere, ok? Questa resta serradura, e che altri è clausura, ok? Quindi per dire. Ok, comunque è identica all'inglese per dire closure. Vabbè, non dici qui questa delle int? Il concetto trust di gruppo si può sdoppare in molto lavoro, e permette di manipolare entità Mathematici. e differenti fra loro con grande possibilità di conoscere le loro stesse strutturali. Bravissime, ok, perfetto. Doriano. I gruppi hanno una funzione importante in tanti aree di ricerche, sia interni che esterni, alle matematiche e rappresentano un concetto fondamentale per matematiche moderne. Ok. Qualcuno non ha capito qualcosa finora? Dopo questo? Non dire, aspetti, Prego. un evore slaggiato. Ah sì, grazie. Un evore vuol dire molto, un evore, tanto. Slargato vuol dire largo, ampio, molto ampio, ok? Altre domande sul test? Soprattutto per cui che ha un livello basso. Una roba tecnica. Qui si interessa di dire che ha un livello semi-zero di Furlan, zero, solo lei, se anche da me così, io dico un numero adesso. Ok, chiaro. No, queste parole. Ok, queste sono le letture introduttive, ma cominciamo invece con il discorso un po' più serious. Allora, questa struttura algebrica, che probabilmente non avete capito invece perché è quella carne, ovviamente, perché è un evore doprade in tanti queste matematiche e in tanti queste in generale delle scienze. Ad esempio, questo me giocare al gioco di se guardate su immaginare che gli mossi dal gioco di Rubik essendo in dei passi, la struttura algebrica dei mossi è un gruppo. Cioè questa roba per i nostri studiati. Ok? Questa è la macula appassionante come esempi, ma per esempio in chimica, io non so quasi niente di chimica, ma le simmetrie delle ammoniache, se li considerate come se fossero dei numeri, sono definite le operazioni, e diventano un gruppo. Io dico, c'è calè veramente un gruppo. Piccole osservazioni tecniche, per il conso dei sbusis. Gli sbusis sono fatti perché fa a corso. Quindi le dentri, zac, ovviamente esattamente, e sia sarà giù, ma lì non è giù, perché io sono forse le altre, forse ti tocca a Sofia. Un insieme G dotato di un'operazione binaria Asterisco, reclamiamo asterisco. si disgruppa se soddisfa quattro proprietà. Come dite prima? Allora, se adesso c'è che è un'operazione più domani, no? Come il blu, il manco, il blu. Ci vuol dire che le binarie, secondo altri, i binari, anche più blu, la lettura normale. Già lei prendi insegna di matematica così. Dopo allora te che ha due argomenti, no? Quindi la somma è un'operazione binaria, la sottrazione è un'operazione binaria, il coniugato di un numero immaginario non è un'operazione binaria. Ok? Ok? Una roba banale. Due argomenti, che producono un risultato. Ok? Questo lo devi dire. Quindi dove vedete un insieme G, che dopo faremo esempi, per esempio immaginate i numeri intiers,
operazioni binarie, lui ma individuo ci provolesi. Okay? Questa è un gruppo se succede 4 roles. La prima rode si chiama proprietà di clausure e io lei io, che allude che o se il gesto di elementi comunque volessi. Il risultato di operazione, i due elementi sono G1 e G2, ok? G1 e G2, due elementi. Le operazioni è G1 asterisco G2, ok? Il risultato di operazione non ha di essere dall'insieme G. Per esempio, se ho considerato la somma sui numeri inters, anche se faccio la somma di dei numeri inters, il risultato è sempre un numero intero. Giusto? Quindi le operazioni si chiamano siarade, ok? Comunque la proprietà di clausura dice che se io faccio operazione tra elementi dell'insieme, non riesco mai dall'insieme. Quindi se questa è il mio insieme di partenze, io ho i due elementi, il risultato sta sempre qui dentro. Ok? Tutto chiaro? Qualche dubbio? Seconda proprietà. Oh, c'è stufa, le vedute essere megasti, proprietà di associatività. Per ogni scelta possibile di 3 elementi in G, G1, G2, G3, l'ordine che io adopto a fare l'operazione non è importante. Se io ho i 3 elementi, G1, G2, G3, o può essere prima fare l'operazione con i due qui e dopo fare l'operazione con il test, o anche no, o fa il contrario, partire che i due qui, ma il risultato è sempre compagni se un'operazione è associativa. Okay? Esempi, la somma sui numeri intesi, per esempio, che ha queste caratteristiche, torniamo a essere elementari. Doi più 3, lui 4, alle 2 più 3. Banale. Ok? Niente. Tutte robe. Terza proprietà, o vendere un'identità. C'è un'identità. Allora esiste un elemento E in G, tal che per ogni G si ha queste prove chi. Allora vedete che l'elemento E, quando io faccio l'operazione, non cambia assolutamente nulla. Se io faccio l'operazione con l'identità, il risultato è sempre l'elemento di partenza. Qual è l'identità dei numeri inters se adoppi la somma? Che io poi devo esprimere anche in matematica. No, volevo fare una. Ah, prego, prego. Se si chiama E. E in che senso? Sì, Non ho capito la domanda. se non hai dato l'elemento. Ah, l'elemento E, l'identità, oppure anche l'elemento neutro si può svolgere. Ma l'indifferente. Identità. Identità, chi è giù di identità? Sta in libri, lo sta tagliando per l'elemento neutro. Sta in libri di altri slinghi spesso dopo in lato identità. Però è differenza. Anche conosciuto alias, identità, alias, elemento neutri, alias, elemento neutro. Okay? Allora, se adesso un po' plus, ma un numero che se io faccio la somma e parte il numero, ottengo. Sì. Allora, l'operazione è la somma per noi. Il numero sintesi? 0. 0 è l'identità, cioè che 0 lui doi al fas, doi 0 lui qualunque dove al fas, il numero di partenza. Ok? Va bene? Quindi questa operazione diventa un'identità. Domandis? Domandis? Scusate, ma sono un po' agitato.
quarte proprietà, questa è la parte più astratta, quindi non intendi. Proprietà di invertibilità, cioè vedete che se io chiamo un elemento G, ma esiste un altro elemento H, che quando fa l'operazione mi dà l'identità. G asterisco H mi dà l'identità. Allora, se tra i numers intiers l'identità è 0, io disegno un numero intier. Dove? Allora esiste sempre un altro numero intier che sommato a questo mi dà 0. Giusto? Ok, qual è? Sono in bias. Naturalmente in bias, se di fa H reclamato in bias di G. Ok? E sta che caso qui qui? Ma col doi. Cosa la guardi? Doi, lui manco il doi, 0. Ma notate che qualunque roba che io scrivi qui, esiste sempre un in bias. Giusto? Quindi chi io sto domandando che ogni numero vedi un in bias. Un insieme con un'operazione che ha queste quattro proprietà si chiama gruppo. Vabbè, si chiama gruppo. Dunque, queste robe qui c'è un gruppo. Per cercare un insieme, le operazioni di somma e ieri si arate, no? Sottraso la somma resta sempre identica dall'insieme. O hai un elemento di identità, qual è? 0, le operazioni associative, e ogni elemento ha l'indiato. Naturalmente questo è l'esempio più banale di un gruppo, forse. Allora, come prima di tutto, se sono domande o se qualcuno non ha capito qualcosa. Torna tutto? Ok. Come in teoria vorrei di fare qualcuna di queste attività qui, ma ho bisogno di fare molto praticamente continuo partendo da robe, o preferisco l'anno delante dopo magari lo faccio dopo una di queste attività. E ora è questione ai teams, se no risposta resta probabilmente come, ok? Che sono questi schifo. Per le frasi cosa falso, cioè, ma non posso come fare una cosa in fare. Allora, così allora, queste attività se sono testis, non sai se dai due di probabilmente no. Allora, qui voglio a lei la prima frase. Io, no, mi raccomando. E la frase. La frase all'est un elemento e esiste un elemento E in G tal che per ogni G in G sia che E Asterisco G asterisco G alle compagna a G asterisco E che la compagna a G e descrive l'assiome o la proprietà di identità. Le banalità, questa è per farvi un esempio di esercizio che si fa in costruire su queste passiamo al DOI. Qui voglio Leonardo, puoi diseggi il prossimo lettore? Sì. Ah, tu l'hai visto? Ok, va, letto. Si auto... Si vede troppo. Barbara! Ti tocchi a te. DOI, vero o falso? Vero o falso? Se in due insieme G e gli è definita un'operazione binaria, Asterisco. allora G asterisco Sì. è un gruppo. Ok, is al vero o is al falso? Così in nome democratico. Qui dici al forse vero. Qui dici al forse falso. Falso, ok. Parcè, qui meglio non dire parcè. Dillo partariano per prima traduzione. perché questo che sia generico, perché generico non aver preso le proprietà. Non basta queste robe qui, ma è anche soddisfatti quattro proprietà secondarie. Falso. L'ultimo potete dirmi immediatamente.
estou aqui em dormir. Passega alla C. La identità di Z plus è il numero 1. Falso, perché? Perché è 0.